Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa. Visita il nostro sito www.epocaspa.com. Amici di Scratch, ben ritrovati, è un'altra bella settimana. Insomma, dobbiamo dire la verità. Intanto presento la mia dolce Ilenia. Buonasera. Che settimana scorsa ho detto siamo un po' soddisfatti, cara Ilenia, perché quando una donna fa delle cose, poi non è che lo dico io, lo dicono tanti, quindi conta poco, e siamo contenti che farai le Olimpiadi, 5 discipline, non sono poche, è bello che le donne abbiano il loro sipario, perché mi piacerebbe parlare di razza umana unica, no? Quindi contempliamo razza umana femmina, razza umana uomini, siamo tutti uguali, però fin quando c'è questo zoccolo duro che continuiamo sempre a dire, io dico sempre le donne sono le peggiori nemiche di se stesse, un po' come il ciclismo, però bisogna cercare di fare qualcosa, un Giro d'Italia donne che lo vedo, non lo vedo, io poi anziano, ragazzi miei, faccio una fatica boia, sul cellulare non riesco neanche a vedere, per cui voglio dire, sono tante situazioni che si vengono a creare, però se non facciamo qualcosa qua continuiamo a parlare ma per niente. Beh, sicuramente negli ultimi anni il ciclismo femminile è cresciuto moltissimo. Grazie alle donne. Assolutamente, poi tra l'altro detta fra me e te, le donne penso che ci daranno delle belle soddisfazioni per quanto riguarda appunto l'Olimpiade, però si può fare di più. Assolutamente si deve far di più e soprattutto poi mi ha fatto male, visto che oggi parliamo anche di mountain bike, vedere proprio gli attacchi che ci sono stati nei confronti di Eva Lechner. Non lo so per che motivo, perché più volte abbiamo spiegato come avveniva la selezione olimpica e permettimi che secondo me è azzeccata la sua, al di là del 10° posto fatto anche l'altro giorno in Coppa del Mondo, quindi ha dimostrato per l'ennesima volta di essere la migliore delle italiane, non so cosa deve ancora dimostrare, ma se lei stessa sul campo è colei che ha portato l'85% dei punti per qualificare l'un posto dell'Italia, non è colpa sua se non abbiamo qualificato la seconda donna, certo. Non è che i punti devi portarli solo a Eva Lechner. Certo. Quindi a mio avviso le convocazioni sono state... Ma credo che ci sia tanta ignoranza, nel senso... Ce n'è molta ignoranza, mi dispiace Nicola, ma... le top class, No, ma c'è molta ignoranza, però si parla. Io sono dell'idea che se non si sa, forse o è meglio stare zitti, oppure si chiede a chi sa. Certo, e questo, aperta e chiusa parentesi, anche sulle varie ritiri dal Tour de France, Van der Poel, non Van der Poel, certo. Roglic, eccetera. Cioè, se non si sanno le cose, prima ci si informa e poi si parla. Giro Italia Donne, lo scorso anno abbiamo avuto dei grandi problemi perché hanno detto l'hanno declassata perché se non si vede non esiste. Purtroppo è così, lo sappiamo tutti. Quest'anno come la vedi? Io insomma vedo delle difficoltà. Ci sono state parecchie difficoltà, speriamo che nelle prossime tappe riescano ad avere un segnale che permetta una connessione, comunque una visione delle tappe. Secondo me bisogna ancora fare uno scalino. Non è il trend che si sta un po' usando, io lo dico, tutte queste dirette Facebook, pare che poi dopo la guardano in 1000, 2000, ho capito, può essere anche tanta roba. La diretta in questo caso c'è anche, non a livello televisivo, c'è sul player ad esempio in inglese, poi anche lì non è colpa di Eurosport Italia, certo. Se noi non commentiamo in diretta, cioè lì ci sono degli accordi che vengono presi. Poi la Rai ad esempio ha scelto di fare una finestra che è uguale alla nostra perché le immagini sono le stesse, sono 50 minuti nella prima serata. Eurosport alla mattina dopo, dispiace anche a noi, però quelli sono... Marta Cavalli l'hanno data per dispersa, non vale più. Mi pare che non sia proprio così. No, ma ecco, anche un'altra cosa che mi dà un po' un'altra fastidio. cosa, Marta Cavalli i 4 minuti che ha preso nella prima tappa li ha presi perché ha forato.
quindi non è che li ha presi perché non C'è punta stato un la classifica. misunderstanding con... Esatto, sì, l'hanno lasciata lì a piedi, anche lì io mi chiedo come una squadra che è comunque una squadra con un budget enorme possa lasciare un atleta Sì, però come Marta l'informazione Cavalli. di conseguenza deve essere precisa. Però l'informazione deve essere precisa, perché non è che Marta Cavalli non fa la classifica. Marta Cavalli della Française des Jeux, a mio avviso, forse è la donna che deve far classifica. L'ha dimostrato sia nella tappa con l'arrivo a Prato Nevoso che soprattutto nella cronometro di Cascata del Toce. Quindi sta recuperando un po' alla volta, purtroppo ha pagato questo fatto che l'hanno realmente Sì. lasciata a piedi quando ha forato. Proprio domani comincia la 2 giorni di Bassano in pista, si concluderà con sabato con il questo record di Anna May, un'altra donna che si mette a servizio di coloro che hanno più bisogno, i bambini farfalla. Anche questo è un avvenimento importante, c'è stata una bella conferenza stampa nel comune che ci ospita nel velodromo Rino Mercante, insomma anche questa è una finestra dove le donne si mettono in prima linea. Ma assolutamente, ma 2 settimane fa abbiamo fatto questa bella intervista anche a Paola Gianotti che comunque sta dedicando, no, la sua vita a lanciare un messaggio di tutela. Diciamo che spesso le donne sono quelle che mettono la faccia. Sì, è vero, e il coraggio. E il coraggio. Quindi auguri a Anna May, ti aspettiamo, chiaramente oramai siamo In già bocca al lupo. tutti qua ad aspettarti. E per concludere questo piccolo sipario riservato alle donne, vediamo come si costruisce la maglia rosa. Io lo dico perché è un grande amico mio, grande Simone Fraccaro, quindi lo dico doppiamente con orgoglio. E quindi? E quindi questo piccola clip che spiega proprio da dove nasce la maglia rosa. Dopo aver corso tanti anni come ciclista professionista, ho creato nel 1984 GSG. Ho voluto trasferire le mie conoscenze e le mie esperienze su ciò che produciamo. Mi piace partecipare attivamente alla realizzazione dei nostri capi, seguire con cura le scelte dei colori e la produzione passo per confezionare il miglior abbigliamento tecnico per il ciclismo. Negli ultimi anni questo sport è sempre più praticato e amato, anche dall'universo femminile. GSG, infatti, ha sempre creduto nel supporto ai team internazionali e soprattutto al mondo femminile, vestendo da ben 6 anni le leader di classifica del Giro d'Italia Donne. Il nostro motto è pensato dalle donne per le donne. Molte nostre collaboratrici, infatti, sono anche esse cicliste e quindi realizzano e provano direttamente i nostri capi. Realizzare la maglia rosa è una grande responsabilità. È un progetto creativo e produttivo importante che prende forma e si conclude all'interno di GSG, tutto rigorosamente sotto il segno del Made in Italy. Dalla creatività ai tessuti, tutto viene studiato sulle esigenze della silhouette femminile. La maglia rosa deve essere non solo bella, ma anche comoda e adatta per affrontare le tante ore in sella. Mani sapienti danno vita al segno del primato, la maglia rosa, che verrà poi indossata dalla miglior ciclista del mondo alla fine di un percorso che segna ogni anno la bellezza del nostro bel paese. Pensata dalle donne e per le donne, lo slogan meraviglioso di questa bella maglia. Chiudiamo il sipario per quanto concerne le donne. Siamo con il Trentino, ci hanno mandato delle belle clip su diciamo così, la disciplina del ciclismo, ma per gli allievi e per gli esordienti e anche i giovanissimi per quello. Infatti dalle immagini che potete vedere hanno fatto anche per i giovanissimi e noi ringraziamo tanto coloro che si occupano dei bambini, perché ne abbiamo un gran bisogno. Noi lo scorso anno abbiamo fatto un sacrificio davvero notevole, non abbiamo mai smesso di andare in onda, ma con immagini fresche, con roba fresca, per cui mi piacerebbe che questo fosse riconosciuto, perché come quelli che si mettono a organizzare in questo periodo è facile fra un anno, che speriamo sia tutto finito, meglio, sarà più tutto tranquillo, dire vabbè, però se non c'erano questi io credo che il mondo non partiva. Assolutamente, poi il ciclismo è stato, l'abbiamo detto 1000 volte, il primo sport che è ripartito,
che ha dato anche un protocollo. Aveva voglia di vivere, Sì, la prossimità. la prossimità, e questo bisogna dare atto ancora A Renato Di Rocco, sempre, tutta la vita. Assolutamente. Quindi il messaggio che poi è stato anche un po' carpito dalle altre discipline che hanno un po' copiato, Sì. passami il termine, i protocolli della Federazione Ciclistica Italiana. Questi bambini io sono reduce, sono stata, e voglio ringraziarli perché comunque ospite dei campionati italiani di BMX, ovviamente io commenterò anche il BMX, quindi per me era fondamentale Certo. andare anche a vedere dal vivo, e mi ha entusiasmato tantissimo vedere bambini dell'età di mia figlia con tanta voglia anche di cadere, comunque di giocare, Di mettersi in gioco. di mettersi in gioco. Bene, andiamo da Palù e vediamo queste clip che sono con delle interviste. Poi i protagonisti sono gli allievi e gli esordienti. Linda Sannarini, hai vinto su un traguardo difficile, quello di Palvigiovo, la salita che forse ti si addice. Sì, sicuramente io diciamo che in salita me la cavo bene, poi in realtà non credevo di farcela perché ai piedi della salita ero abbastanza indietro e alla fine ho fatto una buona progressione e sono riuscita a vincere la gara. L'ha superata all'ultimo momento proprio la tua avversaria. Sì, l'ho superata all'ultimo visto che era abbastanza dura mentre io avevo il rapportino leggero e quindi ho provato fino all'ultimo e è andata come speravo. Sara Piffer era difficile insomma riuscire a battere l'avversario oggi. Sì, brutto tempo. Aveva anticipato una ragazza, allora io ho forzato l'andatura per andare a prenderla. Dopo non mi è andata sulla trasmissione e non avevo più le gambe. Comunque sono arrivata vicino. Hai vinto il Gran Premio della Montagna. Sì, ho vinto il Gran Premio della Montagna. E... soddisfatta comunque del risultato? Sì, soprattutto perché corro in casa, quindi ancora di più. Alessio Magagnotti, è stata dura nel finale a superare il tuo avversario lì agli ultimi 100 metri quasi. Allora, io stavo bene quando gli ho preso la scia, dopo ho visto che iniziava a mollare, allora sono partito io e sono riuscito ad arrivare allungando ancora. Avete promosso la fuga praticamente tu e Pellegrini, dopo insomma è stato un continuo aumentare il vantaggio sul gruppo. Sì, siamo stati bravi perché andavamo anche abbastanza d'accordo nonostante la fatica e dopo sull'ultimo strappo abbiamo iniziato a guardarci. Fabio Segata, un buon secondo posto, hai provato, ma fino all'ultimo però ti ha superato quasi nel finale. Sì, ho provato perché mi sentivo bene, ma dopo mi sono impiantato un po', era tanto dura e adesso mi ha superato. La fuga mi pare siano stati i promotori Pellegrini e Magagnotti. Sì, sono partiti per andare in dentro nella valle, io li sono stato dietro e poi siamo andati via in una decina di uomini, ci siamo andati cambi regolari, siamo arrivati qua. Ben entrati amici di Scratch. Allora, io direi, Ilenia, sei venuta in soccorso, triathlon Ravine Lago. Sono contento perché il triathlon è Organizzazione a cura della Silca. sì, un'altra disciplina che noi teniamo molto, che è ripartita anche questa e bene. Ci sono anche le Olimpiadi anche di triathlon. Sì. Tra l'altro siamo riusciti
a qualificare anche la staffetta, quindi ci sarà da tifare anche Da per l'Italia. tifare, è un bel movimento anche questo, simile al ciclismo, mi Sì, è un pare. movimento in grande crescita, soprattutto di numeri a livello giovanile e devo dire anche di risultati che la Federazione Italiana Triathlon adesso con il nuovo corso cercherà anche di implementare la comunicazione, perché poi il problema del triathlon è sempre stato che hanno sempre parlato tra di loro. Certo. Quindi fanno tanto, però l'utente comune non lo sa, perché non li vede. Domanda di Eurosport, lo farai il triathlon oppure? Sì, lo faccio io il Fai triathlon. bene, allora ragazzi, triathlon, adesso andiamo con Ravinelago, cronaca di Lene Lazzo, che è un po' diciamo così, un siparietto, un overture per quanto riguarda le Olimpiadi. Grande giornata di triathlon sul lago di Santa Maria a Revinelago, siamo nel Trevigiano, organizzazione a cura della Silca Ultralight che è riuscita a portare con questo evento più di 300 atleti al via dai 6 ai 19 anni. Ovviamente la specialità è il triathlon, quindi nuoto in questo caso in acque libere nel lago di Revine, quindi chilometri da fare in bicicletta con la bici da corsa e poi la corsa finale. Il triathlon di Revine è sempre stato un triathlon abbastanza difficile, soprattutto per la zona cambio che molto spesso è lunga, quindi per entrare in T1 come vediamo dalla sintesi della gara juniores si deve correre abbastanza. Con la sintesi siamo appunto alla gara juniores dove alle 11 si sono tuffati in acqua gli uomini, percorsi molto selettivi, salite e discese, si sono fatte sentire ovviamente nelle gambe anche delle atlete al femminile. L'Under 20 più forte è stata poi, lo vedremo, Giada Stegani, che ha condotto una gara all'attacco fin dall'inizio, è uscita tra l'altro tra le prime dall'acqua, 400 metri di nuoto da affrontare, poi 10 km di bici e poi ultimo sprint 2 km e mezzo a piedi. Tra gli uomini intanto vediamo davanti grandi protagonisti con Weisteiner, con Casadei, con Sfregola, con Mazzolin e con Garbino. Questi sono i primi 5 atleti. Intanto Sfregola che va appunto per gli ultimi 2 km e mezzo da correre veramente a tutta, zona cambio ricordiamo abbastanza lunga, quindi un po' la caratteristica di Revinelago, una corsa anche molto muscolare, così come poi anche il percorso di bici. Per quanto riguarda invece le donne, davanti Giada Stegani, quindi Ballotta in terza posizione, Strobl e a seguire poi anche Bergamini. Proprio con Sfregola lo vediamo nelle ultime battute di questi 2 chilometri e mezzo finali, una corsa che era tutt'altro che semplice da affrontare. Dietro però la grande lotta anche con Weisteiner, con Casadei, via via poi tutti gli altri. Dicevo, si è ritornati alla grande anche per quanto riguarda le categorie giovanili. Intanto la vittoria di Sebastian Weisteiner su Daniel Casadei in terza posizione. Matteo Sfregola del comitato organizzatore della Silca Ultralight di Vittorio Veneto, quarta posizione poi per Giacomo Mazzolin. Si è ritornati alla grande anche con le categorie giovanili, tra l'altro si sta correndo un po' in giro per tutta Europa. Intanto la vittoria di Giada Stegani, Leo Sport Verona su Ballotta in seconda posizione, in terza Lia Strobl. Eccole qua, le vediamo le prime 3 ragazze, manca pochissimo tra l'altro anche ai Giochi Olimpici, dove la Federazione Italiana Triathlon è riuscita a schierare quest'anno e a qualificare anche la staffetta, quindi appuntamento ai Giochi Olimpici non solo con le gare individuali ma anche con le gare dedicate alla Mixed Relay, che è sempre una gara molto molto bella. Andiamo con la sintesi anche delle altre categorie, soprattutto degli Youth B al maschile e Youth B al femminile. Anche qui ovviamente gare tiratissime, le andremo anche a vedere, vuoi anche perché comunque è un format abbastanza corto, sono pochi metri da nuotare, chilometri in bici rendono comunque la gara molto molto bella ed avvincente. Vediamo, e poi corsa comunque sul filo del rasoio proprio nell'ultimo
nell'ultima frazione, quella dedicata alla corsa a piedi. Tanti gli appuntamenti anche della Federazione Italiana Triathlon in questa stagione. Tra l'altro si è ridotto ora il no draft, quindi siamo ritornati a vedere, grazie appunto anche alla situazione Covid in miglioramento, questi gruppi di ragazzi. È un po' una volata, lo vediamo anche per arrivare in T2 ed essere tra i primi a cambiare. Tra l'altro sono state proprio assegnate in questi giorni anche le postazioni di T1 e T2 di zona cambio per quanto riguarda le Olimpiadi. Devo dire che siamo messi anche abbastanza bene e sarà anche appunto interessante soprattutto seguire la prova olimpica, che sarà corsa a dei ritmi impressionanti. Andiamo intanto appunto con la sintesi per quanto riguarda gli Youth B, 300 metri a nuoto, 6 km di bici e 2 km di corsa, con il grande protagonista di giornata, vale a dire Lucas Lanzinger di Bressanone, quindi Damiano Russo in seconda posizione, in terza Giulio Fantin, eroi del Piave, quindi Sander Cazzin e Edoardo Frasnelli. Per quanto riguarda le ragazze Youth B, la vittoria di Sara Crociani della T di Rimini, però dobbiamo attendere intanto il podio, scusate, sono andata un po' troppo veloce, questo è il podio appunto degli uomini per quanto riguarda gli Youth B, e andiamo appunto alla gara delle ragazze. Anche qui 300 metri di nuoto in acque libere, 6 km di bici e 2 km di corsa a piedi. Un bel gruppo di ragazze, non solo del Veneto ma soprattutto del nord Italia e del centro Italia, con un parterre anche abbastanza interessante di atlete che sono comunque il futuro del triathlon italiano. Pronti via, si parte. Giornata tra l'altro anche interessante dal punto di vista atmosferico, non ha piovuto, non c'è stato comunque il sole cocente, quindi diciamo anche buona da affrontare, soprattutto per il percorso in bici a piedi che, ripeto, a Revine Lago è sempre molto impegnativo. Io ho dei ricordi di campionati italiani corse a Revine Lago, è sempre stato uno dei tracciati più duri per quanto riguarda il triathlon nazionale, con Maso dal MAS ad uscire. Anche qui fondamentale, visto appunto la gara corta, riuscire ad uscire davanti e a restare in gruppo nella frazione bike. 6 km con Crociani, con Alice Alessandri, Matilde Dalmas, Ferranti e Bertolini. Questa la curva che porta poi verso il centro di Revine Lago, un percorso con su e giù interessanti. Sono in 5 a arrivare in T2, 2 atlete del T di Rimini, e anche qui sarà fondamentale l'ultima frazione, quella destinata alla corsa a piedi di 2 km. Vediamo appunto che sia Alessandri che Crociani sono riuscite ad uscire per prime dalla T2 e quindi al momento sono al comando anche della frazione run. Frazione run che è tutt'altro che veloce, perché ha appunto questa prima parte in terra, in erba, dove ovviamente spingere, riuscire a fare velocità è difficile, poi comunque una frazione run molto muscolare con su e giù continui. Tanto la volata fra le due atlete del T di Rimini va a vincere la Crociani, Sara Crociani, 25 minuti e 07, quindi Alice Alessandri 25 e 10, più staccata Matilde Dalmas 26 e 04, paga quasi un minuto l'atleta della Silca Ultralight, quindi Federica Ferranti e Bertolini poi in quinta posizione. Eccolo qui il podio, ancora con il protocollo Covid, quindi le ragazze praticamente si autopremiano, e il bel sorriso di Sara Crociani, T di Rimini, vincitrice tra le Youth B. Altro giro, altra corsa, siamo con gli Youth A al maschile. Anche qui 300 metri da percorrere a nuoto in acque libere, quindi 6 km di bici e 2 km di corsa a piedi. Interessante appunto vedere come con l'avanzare
del miglioramento della situazione Covid si siano un po' anche tolte alcune clausole per quanto riguarda lo svolgimento delle gare, in primis il no draft, quindi c'è ora la possibilità di fare scia. Qui vediamo come spesso in questo lago ci sia la necessità di essere aiutati per salire, appunto grandissimi anche i volontari della Silca Ultralight che aiutano i concorrenti. Frazione velocissima, anche qua si sta volando, ovviamente ragazzi giovani che hanno dalla loro tutta la grinta per poter affrontare appunto tracciati veramente corsi a tutta. Qui si corre sui 23-24 minuti, un bel gruppetto con Tassinari, Degas, Zulian, Lanzinger, Pavanello, Bassi, Bottazzi, abbiamo visti un po' tutti, e anche qui la lotta per arrivare davanti in T1. Per chi magari non segue il triathlon è obbligatorio scendere dove c'è il giudice col tappeto, poi ovviamente bisogna correre a piedi, e i triatleti, appunto quelli che nascono triatleti, imparano proprio a togliersi le scarpe e lasciarle appunto agganciate. Poi ci sono tutti degli accorgimenti per far sì che appunto la scarpa non vada a strisciare per terra e quant'altro, si usano gli elastici, tutte cose interessanti che poi magari racconteremo in diretta durante le Olimpiadi su Eurosport. Vi racconterò un po' anche tutti un po' gli escamotage per cercare di ridurre sempre di più il tempo in zona cambio. In gare così corte è fondamentale riuscire a cambiare veramente molto molto veloce. Anche qui è uno sprint finale per quanto riguarda la gara degli Youth A. Va a vincere Emiliano Tassinari di Cesena Triathlon su Luca Degas, quindi Giovanni Zulian, Hannes Lanziger e Giovanni Pavanello. Sfiniti gli atleti della Youth A, gara tiratissima e risolta allo sprint, segno che di qualità ne abbiamo tanta anche nel panorama italiano e soprattutto a questa età e queste categorie. Sintesi con l'ultima gara che abbiamo da trasmettere, vale a dire la gara femminile delle Youth A. Anche qui 300 metri di nuoto in acque libere, escono come vediamo alla spicciolata un po' tutte le ragazze, con Gazzari. Sono 6 km anche qui da percorrere in bici e 2 km di corsa a piedi finale. Koller, Oberhofer, Meneghetti, Secchi, Lindner. Eccola qua la Secchi, atleta che veste i colori della società organizzatrice. Anche qui si risale proprio alla fine del tappeto dove c'è il giudice con la bandierina, e qui invece, a differenza un po' degli uomini, troviamo una ragazza sola al comando, Pia Fischer, con Marion Oberhofer subito dietro, quindi all'inseguire la Secchi con la Meneghetti, la Lindner. E anche qui fondamentale riuscire ad entrare in zona cambio, a perdere meno tempo possibile. Pensate che fin da piccoli questi ragazzi imparano proprio, fanno proprio degli allenamenti tecnici sulle transizioni. È fondamentale allenare la transizione nel triathlon, perché molto spesso sono perse assolutamente delle corse per una transizione troppo lenta. Vediamo anche ancora passare la Secchi che si sta giocando, comunque sono tutte lì. 2 chilometri da correre a tutta. Anche Serafin, Kohler, e la vediamo appunto la volata finale anche per le Youth A tra le due atlete della Swim Club di Bressanone. Vince Pia Fischer 26:01 su Marion Oberhofer, sua compagna di squadra. In terza posizione Giulia Meneghetti, quindi Giulia Secchi e Sofia Linter. Un saluto da Legna Lazzaro.
Ben rientrati amici di Scratch, insomma, Giro d'Italia amatori, siamo stati a Perugia, Gianni si è anche tanto divertito, ha preso le scale mobili. Abbiamo Pippo, visto, Putte, Patri- abbiamo hai visto, Hai abbiamo visto tutto. Insomma, si è divertito molto, un'accoglienza che Zappa Cenere solo sa come fare, per cui mandiamo via questa bella clip di Christian Bon. Chiaramente Gianni Dal Santo ci ha messo del suo e insomma anche questi amatori che si lamentano che non sono mai visti da quasi nessuna parte, insomma noi diamo un bel Oddio, respiro, cioè, anzi diciamo da è noi tutto forse l'inverno, si vedono anche. sì, ma è tutto l'inverno sono soltanto amatori, si può dire, coloro che poi riempiono il circo del ciclocross, e quindi anche quest'anno aspettateci. È un'autentica festa dello sport, quella che si prepara in Umbria per il grande ritorno del Giro d'Italia Amatori Axi Ciclismo, la manifestazione amatoriale a sostegno del ciclismo giovanile. Siamo a Perugia, più precisamente nella pista di Pian di Massiano, la casa del ciclista, e l'organizzazione è a cura dell'ASD Giro d'Italia Amatori in collaborazione con l'ASD Bici Gustando. Si parte il giovedì con il trofeo Unione Ciclistica Petrignano a cura dell'omonima società giovanile di Assisi. Sono una cinquantina i bambini e ragazzi d'età compresa tra i 7 e i 12 anni che hanno dato vita ad un coinvolgente pomeriggio in una manifestazione promozionale di gioco ciclismo e con la tipo pista, alla presenza del segretario della Federazione Ciclistica Maltese Joe Baiada. Anche i bambini non tesserati hanno voluto provare la gioia di pedalare su un percorso sterrato, come hanno fatto quelli tesserati per le categorie G1, G2 e G3 nel gioco ciclismo con le mountain bike. In contemporanea, a mettersi in evidenza nella tipo pista come vincitori di categoria sono Leonardo Moretti e Aurora Bolletta tra i G4, Alessandro Magnanelli tra i G5 e Flavio Camilletti per la G6. La classifica per società, che ha tenuto conto della miglior somma di piazzamenti individuali, è stata vinta dall'UC Foligno Start con 17 punti. A seguire l'Unione Ciclistica Petrignano, il Velo Club Racing Assisi Bastia, la Gubbio Ciclismo Mocaiana, l'UC Città di Castello, la Ruota Libera Terni, il Team Bike Miranda, la Nestor Marsciano e il Ciclo Club Dario Bianchi. Dopo la grande festa dei ragazzi è il momento degli amatori con la 9ª edizione del Giro d'Italia Amatori Axi, con gli atleti che hanno regalato un'infinità di emozioni nella tipo pista, corsa a punti impreziosita dalla partecipazione della nazionale maltese, che ha all'attivo il maggior numero di partenti in questa edizione del Giro d'Italia Amatori Axi Ciclismo, che dal 2012 continua la propria missione di sostenere il ciclismo giovanile grazie agli introiti derivanti dalle iscrizioni alla gara tappe amatoriali.
A imporsi nella fascia amatoriale B over 45 Salvatore Ambra della Dipa Falasca davanti a Gabriel Scortichini della Crynox, Moreno Anzaloni, Sprint 2000, Claudio Bevilacqua, ASD Scatenati e ad Alberto Lamberti, Team Vallone nella fascia amatoriale 2 over 45. Michela Bergozza dell'ASD Scatenati è stata la prima reginetta di giornata in ambito femminile, davanti a Marie Claire Aquilina, nazionale maltese, Laura Vagheggi, GC Capodarco e Michelle Bellahoud della nazionale maltese. Per la fascia amatoriale A, under 45, Simone Cerio del team Simo Bike ha avuto la meglio su Luigi Ambra, Dipa Falasca, Jason Vella, nazionale maltese, Clive Ebeyer, nazionale maltese e Marco Roviglioni della Wisp Comitato Terni. Un grande spettacolo che si ripete anche nel giorno successivo all'interno del ciclodromo di Pian di Massiano, la casa del ciclista, al culmine di un'altra bella, vincente e caldissima giornata grazie al tandem organizzativo ASD Bici Gustando e ASD Giro d'Italia Amatori. A salire in cattedra è la nazionale maltese nella gara riservata agli amatori di fascia A, under 45, con il primo posto di Luke Borg, secondo e terzo posto per i connazionali Jason Vella ed Ebeyer Clive. Quarto posto per Simone Cerio, team Simo Bike, quinto Luigi Ambra della Dipa Falasca. Con 38 punti Cerio guida la classifica generale degli under 45 con il maltese Borg secondo a 34 punti. Dominando la batteria riservata agli amatori B over 45, Moreno Anzaloni della Sprint 2000 ha insidiato la leadership di Salvatore Ambra, Dipa Falasca. Alle loro spalle Alberto Lamberti, team Vallone, Claudio Bevilacqua, ASD Scatenati e Gabriel Scortichini della Crynox. Con 45 punti Ambra è ancora la maglia rosa degli over 45, staccando di 4 lunghezze il diretto avversario Anzaloni. Per quanto riguarda le ragazze, a prevalere è nuovamente Michela Bergozza davanti a Laura Vagheggi, Marie Claire Aquilina e Michelle Bellahoud. Con 45 punti Bergozza ha messo l'ipoteca sulla maglia rosa finale, seconde a pari merito Vagheggi e la maltese Aquilina. Domenica è il giorno del gran finale alla presenza dell'assessore allo sport della città di Perugia, Clara Pastorelli, e del segretario della Federazione Ciclistica Maltese, Joe Baiada. Questa è la quarta volta che noi siamo a partecipare in questa manifestazione del Giro d'Italia Amatori. È stato un posto ideale dove abbiamo correre in questo circuito così. Per noi è stata un'esperienza unica perché è stata per la prima volta che corriamo in questo ambiente così. Ma i ragazzi sono divertiti, l'importante è partecipare. L'unico problema è come possiamo portare tutti questi regali a Malta tramite aereo. E ancora la corsa a punti a tenere banco con Simone Cerio che ha la meglio su Luigi Ambra e Jason Vella tra gli atleti di fascia A under 45. Giovanni Cozzolino Dogma Bike è il migliore tra i corridori di fascia B over 45 davanti a Stefano Laghi e Gabriel Scortichini. Tra le donne, ancora una conferma di Michela Bergozza che si è lasciata alle spalle Marie Claire Aquilina e Laura Vagheggi. Le maglie rosa definitive dunque vedono trionfare nella fascia A under 45 Simone Cerio davanti a Luigi Ambra e Jason Vella. Nella fascia B over 45 primo è Salvatore Ambra davanti a Moreno Anzaloni e Giovanni Cozzolini. La classifica maglia rosa donne premia Michela Bergozza davanti a Marie Claire Aquilina e Laura Vagheggi.
Le ricche premiazioni finali chiudono la grande festa dello sport del Giro d'Italia Amatori Axi Ciclismo, che ha compiuto la sua missione anche quest'anno: sostenere, con gli introiti derivanti dalle iscrizioni degli atleti, tutte le iniziative legate al ciclismo giovanile sul territorio nazionale. Ben rientrati amici di Scratch, grazie Zappacenere perché ha organizzato una bella gara, perché tutti quanti hanno diritto a fare lo sport e senza guardare né avere la puzza sotto il naso. Poi i fenomeni ci sono dappertutto, insomma. Quindi voglio dire, se l'amatore si sente un giorno Nibali, perché no, pur qua, insomma va bene lo stesso, no? Sì. Dai. E ci sono dei saluti, io so che hai qualcosa da... Sì, volevo fare tanti auguri alla Alessio Simeoni e Marco Lovisetto che sono sposati. Ah, benissimo. E io aspetto invece il mio amico Giampieretti, che mi dispiace che lui è un po' particolare, devo dire la verità, è uno non tosto, non va molto in Rai, non si fa tanto vedere, però è colui che ha fatto le canzoni, tante sigle per il Giro d'Italia, sì. Quello vero, quello forte. Quindi... Ciao Dante, tanto ci vediamo presto a te Donatello, sono sicuro che ci vedremo prestissimo. Però io voglio andare a Pila, campionati europei, WEC, sono stracontento. Campionati europei giovanili. Giovanili, hai detto poco. Ecco, anche qua una grande... Io ho visto una cosa come si fa per i professionisti, io sono uno che tratto nelle organizzazioni gli esordienti allievi, il record dell'Anamei, come fosse il record dell'ora di Orsted o di Moser. Grande rispetto, grande apertura e tanta gente. Sì, tanti atleti, veramente risultati di qualità, perché poi io sono andata a vedere anche i risultati di qualità. Poi la pista di Pila è una pista conosciutissima, l'anno scorso ci abbiamo girato tutto quello speciale bellissimo, sì. Ed è uno dei track più belli a mio avviso proprio del panorama europeo, quindi quest'anno c'è stato l'Europeo giovanile, chi lo sa, magari ritornare a fare un italiano a Pila sarebbe molto molto bello. Tu forse non sai, io il 14 andrò a Pila. Fortunato quest'anno. Andrò a Pila, voglio andarli a vedere, voglio intervistare un po' tutto l'Ambaradan, perché voglio capire il perché è bella la Valle d'Aosta. Mi sono piemontesi, io lo so, ma vorrei che lo sapessero tutti. Andiamo avanti con Pila.
Benvenuti a Pila in Valle d'Aosta, dove il campionato europeo organizzato dall'Unione Europea del Ciclismo in collaborazione con Pila Bike Planet, la federazione ciclistica italiana, è il sostanziale contributo dell'assessorato dei beni culturali, turismo e sport e commercio della regione autonoma Valle d'Aosta. E un ringraziamento particolare a tutti gli organizzatori, a tutti quelli che hanno dato veramente un grande contributo per realizzare questi campionati europei di mountain bike giovanili. E la svizzera Elena Frey della Zuricell con 1:35,55 a realizzare il miglior tempo nel Time Trial Under 15 che ha aperto i campionati europei, la cronometro che determina le griglie di partenza delle gare che assegneranno le medaglie di campionato europeo. Vede al secondo posto l'olandese Mae Kabaka con 1:37,55, seguita dalla norvegese Elin Ekroll con 1:37,90. Sesto posto per la neocampionessa italiana che difende i colori azzurri, Sofia Guicciardaz, e con 1:38,95 a 3:40 dalla prima classificata. Al 29esimo posto Anna Sinner del Bolzano Team Trial, un anello visibile quasi per intero da un unico punto ed è già molto apprezzato dai protagonisti delle scorse edizioni. Elvetico anche il primo classificato nel Team Trial Under 15, Joël Fleury del Solturn con 1:27,40, tallonato dal danese Luca Bennezze con 1:27,75 e dall'italiano Mario Campana della Lombardia. Quarto posto per il rappresentante della squadra azzurra Ettore Fabbro con 1:29,80 a 2:40 dalla capoclassifica. Nei primi 10 anche l'italiano Stefano Melani, settimo in 1:30,25. Vanno alla tedesca Carla Hahn e all'olandese Jelte Jochems gli ori della XC Eliminator Under 17 dei campionati europei giovanili di mountain bike a Pila. A conclusione della seconda giornata di competizioni con in palio i primi titoli europei individuali. Fa gara di testa dal primo all'ultimo metro la tedesca Carla Hahn, Scott Racing Germany, non lasciando spazio alle avversarie. Secondo posto per la svizzera Sirin Stadler e seconda seguita dalla piemontese Anna Pellegrino Buzzi Unicem Loris Bike i cinghiali. Più combattuta la finale maschile con le posizioni sul podio in bilico fino all'ultimo colpo di pedale, dove la spuntata all'olandese Jelte Jochems del team Hobby Vittoria che ha avuto la meglio sul ceco Václav Jacek. Sfida tutta italiana quella per il bronzo che ha visto prevalere al fotofinish Mattia Settin Bettini Bike sull'azzurro Elian Paccagnella.
Va alla Norvegia l'oro del team relay Under 17, dopo una sfida all'ultimo colpo di pedale con l'Italia che conquista il secondo argento nella prima giornata di competizioni con medaglia di bronzo al collo del terzetto svizzero. Norvegia subito a dettare il ritmo con Silver Ekroll che chiude la prima frazione in 12.07 e stacca lo sloveno Zan Pahor e l'italiano Elian Paccagnella di 16 secondi. Secondo giro dominato ancora dai norvegesi che non solo consolidano il vantaggio, ma con Nicolas Orvalasen arrivano a staccare l'Italia di 25 secondi con un Davide Donati incollato sin dall'inizio della frazione allo sloveno Balz Kavic che conquista il secondo posto. Situazione ribaltata a un terzo dell'ultima frazione con l'italiana Valentina Corvi che prima riduce il distacco sulla norvegese Christine Lisa Jord e poi inizia a dettare il ritmo della gara, una battaglia che ha visto le due atlete in solitaria e la conquista della Svizzera Anina Hütter. E la tedesca Carla Hahn a conquistare con 1,28 il primo posto nel team trial della categoria Under 17 dei campionati europei giovanili di mountain bike a Pila. Al secondo posto la svizzera Lara Leiner della Zuris con 1,31,60, mentre il terzo spetta alla ceca Adela Pernicka con 1,31,70. Sesta posizione per Anna Pellegrino Buzzi con 1,34,95 e settima per la rappresentante della squadra italiana, la ligure Beatrice Temperoni. Sono 113 le atlete che hanno tagliato il traguardo della cronometro che stabilirà le griglie di partenza per la competizione europea. Il primo posto nel trial time uomini va allo spagnolo Hugo Callego Franco, mountain bike cycling team con 1,20,50, seguito dall'olandese Jelte Jokens con 1,22,30 e il rappresentante della nazionale slovena Zan Pahor con 1,22,50. Quinto posto per Elian Paccagnella con 1,24,15 che gareggia in maglia azzurra e sesta posizione per Simone Magnani Under 17, quindi anche lui. Sono 221 gli atleti che hanno tagliato il traguardo per gli Under 17. Un autentico crescendo rossiniano della slovena Meta Tancic che le consegna la maglia di campionessa continentale dell'XCO 13 anni donne, un gruppo di 6 atleti a fare il ritmo nel primo segmento di gara con la svizzera Elena Frey a fare il buco. È una manciata di secondi di vantaggio sulla slovena Meta Tancic, sulla bergamasca vestita d'azzurro Elisa Bianchi e una manciata di metri il terzetto composto dalla svizzera Tess De Almeida, della ceca Nela Faltisovia e della slovena Eva Terpin. Ma nella seconda metà del tracciato a piazzare l'allungo decisivo è proprio Meta Tancic che ferma il cronometro sul tempo di 14,58, alle sue spalle a 33 secondi Elena Frey a 1,36, Nela Faltisova con 1,57, Elena Bianchi. Nel secondo e ultimo giro Meta Tancic dilata ulteriormente il divario sulle avversarie e conclude in solitaria in 31,02. La battaglia per un secondo podio sorride a Elena Frey a 1,41 e terza Nela Faltisova a 2,32. A completare la cinquina di testa la slovena Eva Terpin a 3,03 e in una grande rimonta nella seconda metà della corsa la danese Ella Christiansen a 3,33. Nona prima delle italiane l'azzurra Elisa Bianchi, coinvolta con la valdostana
Elisa Giangrasso in un contatto a 200 metri dal traguardo, un vero e proprio peccato per le Orange che sembravano in grado di conquistare un ottimo 8° posto. Forse è il più lillipuziano fisicamente, un vero gigante sui pedali, è il tedesco Jonas Schweitzer, che si aggiudica con largo margine l'oro dell'XCO, 13 anni del campionato europeo giovanile di Pila in Valle d'Aosta, gara conclusiva della penultima giornata della Kermesse continentale. Sul podio in grande rimonta l'olandese Karl Timmermans, che nel tratto conclusivo ha scavalcato il veneto figlio d'arte Patrick Pezzo Rosola. Domina dal primo all'ultimo metro nel rinnovato e spettacolare tracciato di Pila in Valle d'Aosta il ceco Christoph Bazant, che si aggiudica l'oro nell'XCO 14 anni del campionato europeo giovanile di mountain bike, condotta di gara intelligente di Federico Rosario Brafa, premiato con l'argento dopo un testa a testa con l'austriaco Valentin Hofer. Non poteva esserci esordio migliore per la specialità regina delle ruote grasse in una giornata finalmente sgombra dalle nubi e temperature in netto rialzo. Della tedesca Paulina Wegelt, la maglia di campionessa del campionato europeo, quindi riservata alle 14enni, seconda gara dell'XCO sul tracciato di Pila, sprint per la medaglia d'argento e a spuntare l'olandese Mae Kabaka, che brucia in volata la ceca Amalie Gatowaldova.
Lotta tutte in famiglia in casa svizzera nell'XCO 15 anni del campionato europeo giovanile di mountain bike a Pila, oro conquistato grazie ad una perfetta progressione da Sirin Sadler e che ha preceduto la connazionale Lara Leiner, e bronzo va all'austriaca Eva Herzog. La bandiera norvegese è l'ideale sipario che cala sull'edizione 2021 dei campionati europei giovanili di mountain bike svoltisi proprio a Pila in Valle d'Aosta. A far da colonna sonora dei titoli di coda è l'inno norvegese in onore di Silver Ekrol, oro nell'XCO riservato ai 16 anni. Dopo un lungo testa a testa, la medaglia d'argento va allo svizzero Loris Attenschwiler, che nell'ultimo giro da 3,4 km alla meglio sul ceco Jan Novotny. Da segnalare la superba prestazione dello svizzero Ilian Alexandre Boromi, partito molto indietro nello schieramento iniziale. Il miglior azzurro è Elian Paccagnelli, sesto, e quindi 13ª posizione una brillante anche Gabriel Bor. Per Pila, per questi campionati europei e proprio tutti, vi diamo l'appuntamento tra un paio di settimane. Torneremo a Pila e vi faremo conoscere le bellezze non soltanto di Pila ma di tutta la Valle d'Aosta. Linea allo studio.
Grazie Christian Bon per queste belle immagini di pila, soprattutto campionati europei, WEC vuol dire per noi tanta roba. Delle Case mi pare che sia diventato il presidente, Sì. no? Quindi è italiano, la cosa non guasta. Poi, scusami, abbiamo lo speaker d'eccezione. Stefano Bertolotti, che è ormai fisso l'ufficio È fisso, stampa. Però hanno creato molto, 2 italiani, ma Bertolotti anche prima, ha dato veramente tanta dignità alla WEC. Beh, assolutamente, sono stati i primi a credere nella produzione di immagini, perché siamo sempre al punto di partenza. Se tu non produci delle cose belle e dal punto di vista qualitativo Stai di fermo. alta qualità, resti fermo, perché ovviamente nessuno ti mette in onda, ok? Certo. Se tu invece hai un prodotto di qualità, vuoi anche adesso con le tempistiche delle redazioni, lo fai trovare già pronto, quindi devi solo al massimo speakerarlo. Certo. Va via e Va quindi via. tutti lo vedono. Sono d'accordo. Cara Elenia, io ti ringrazio. Grazie. Speriamo di darci settimana prossima. Se no, l'appuntamento è tutti al Velodromo Rino Mercante, vi prego. Venerdì e sabato. Sabato la mattina alle 5 fino al pomeriggio alle 5. Record delle 12 ore, Why Not, con Anna May. Grazie per essere stati con noi. Grazie Stellina. Grazie a voi. Sostenibilità, rispetto per l'ambiente, design italiano, dal 1968. Epoca Spa, nebulizzatori, pompe a pressione e tutto per il giardinaggio. Epoca Spa, visita il nostro sito www.epocaspa.com.